La direzione investigativa antimafia di Agrigento sequestra beni per 5 milioni di euro riconducibili al presunto capo famiglia della cosca di Canicattì Calogero Guarneri. Quest'ultimo, imprenditore 63enne, nel 2004 venne arrestato nell'ambito dell'operazione Alta Mafia. Ha alle spalle una condanna definitiva per mafia. Tra i beni elencati nell'ordinanza di sequestro, riguardante immobili siti nelle province di Caltanissetta e Agrigento, un allevamento di animali, 4 imprese edili, fabbricati e 24 terreni per un'estensione di circa 40 ettari. Ad ordinare l'operazione della DIA il Tribunale di Agrigento su proposta del sostituto procuratore di Palermo Salvatore Leopardi. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto della DDA di Palermo Vittorio Teresi. Dagli accertamenti effettuati dalla DIA emerge che la principale fonte di sostentamento di tutti i membri della famiglia è costituita dai redditi derivanti dall'attività di impresa nel settore del calcestruzzo, al centro dell'attività di Guarneri. Lo Stato quindi torna nuovamente ad intaccare il patrimonio della mafia canicattinese. Infatti, a fine gennaio scorso, la Guardia di Finanza aveva sequestrato beni per un valore complessivo di circa 75 milioni di euro.